Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Baby run, baby run, running from his mind, from his pretty eyes, run away from his lies, running from his arms, running from his charm, run as fast as you can. Baby run, baby run, baby run, baby run, baby run. Baby run. When life is too much, why not run away? Leave your troubles behind. When you feel depressed, when you're in a mess, pack up your bags and run. Baby run, baby run, baby run, baby run. Baby run, baby run. Baby run, baby run. When you can't take it anymore, why not forget the past and off you run? Baby run. No more tears, no more mistakes. Why don't you just check out your bags and run? Baby run. Baby run, baby run. Run, baby run, baby run. Baby run. Baby run. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, e buonasera al nostro apprendista Andrea, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1173 di oggi, martedì 14 di aprile dell'anno del Signore 2026. Avete appena ascoltato Amanda Lear in vinile, Run Baby Run del 1978. Oggi stiamo facendo la Dannatona, la maratona Danna, quindi col passo del maratoneta, baby in oggetto non corre ma cammina e insomma questi 42 km e 195 metri di radio li stiamo facendo tutti, siamo quasi al traguardo. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Telefoni 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 dopo le 18:40 quando con noi ci sarà il senatore Claudio Borghi. Ma adesso diritto e rovescio e poi dopo andiamo con il Qui Parlamento con Alberto Bagnai. Via, vai pure Natalia.
I sondaggi delle ultime ore prima del voto davano per sconfitto, sia pure per il rotto della cuffia, il premier ungherese Orbán, ma nessuno dei commentatori molto onestamente credeva fino in fondo a questo risultato. Le urne invece hanno confermato i sondaggi perché Orbán è stato addirittura sonoramente battuto. E con Orbán sono stati battuti anche Putin e Trump e sullo sfondo addirittura anche Xi Jinping. La scomparsa di Orbán dall'orizzonte politico europeo sta provocando vistose conseguenze anche in Italia, dove la Lega di Salvini non solo era strettamente dipendente da Orbán, ma anche da Putin, e con loro era ed è contro l'Ucraina libera. Anche Meloni, sia pure in modo più prudente e imbarazzato, era molto amica di Orbán. La sinistra italiana invece odiava Orbán, ma era d'accordo con lui nella sospensione degli aiuti europei all'Ucraina, decisione questa che facilita la sconfitta di Zelensky da parte di Putin. Adesso tutte le carte politiche, anche in Italia, sono in movimento. Il partito a livello europeo che ne trarrà più vantaggio sarà probabilmente il Partito Popolare. Qui Parlamento. E allora io voglio dare il bentornato a uno dei co-conduttori di Zoom, l'onorevole Alberto Bagnai. Ciao Alberto, bentornato. Ciao Antonino, grazie. Quando ricominciamo a co-condurre? Cavolo, Potrebbe quando vuoi essere tu, un'idea. basta che me lo dici, che cavolo, ci mancherebbe pure che sei sempre il benvenuto. E... Grazie, gentilissimi. No, grazie a te, figurati. Allora, patto di stabilità, stamattina il ministro Giorgetti da giorni lo dice, questo 3% è inutile che l'Europa ne faccia una specie di linea Maginot. E poi, giorno 18, tutti in piazza del Duomo per la manifestazione. Insomma, si prospetta una settimana molto importante. Allora, la linea Maginot, ricordo a me stesso, è quella gigantesca, fortificazione che effettivamente si rivelò inutile perché gli avversari ci girarono intorno e chi l'aveva fatta inizialmente perse la guerra, insomma. Quindi voglio dire, il paragone mi sembra assolutamente appropriato, anche perché qui abbiamo una situazione in cui gli altri paesi stanno girando allegramente intorno al 3%. Uno è la Francia che viaggia sul 4, 5, quel che l'è. Tanto loro forse avendo appreso dall'esperienza della vera linea Maginot come comportarsi, se ne infischiano bellamente e vanno dritti. Ora è chiaro che quindi quando la von der Leyen, in un contesto in cui tutti i principali paesi europei, che sono Francia, Spagna, Francia, Germania, Italia, poi ci sarebbe anche la Spagna che è un caso a parte, quando i principali paesi europei, tranne l'Italia, hanno sforato questa linea o si accingono a sforarla come la Germania, l'accanimento dell'Europa nel difenderla è un accanimento selettivo contro di noi. Ma tu guarda, la cosa veramente assurda su cui vorrei attirare l'attenzione di chi ci ascolta, allora, innanzitutto è assurdo che l'Unione Europea dica: noi vi consentiamo di non applicare il patto di stabilità, cioè di usare i vostri soldi a beneficio della vostra economia, solo se prima andate in recessione. Ma allora scusate, qual è il beneficio di mettersi insieme in una Unione Europea se questa Unione Europea ha un insieme di regole che non impediscono, non prevengono le recessioni, ma anzi richiedono le recessioni come precondizione per poter fare qualcosa? Cioè, insomma, è un po' come se uno avesse un mal di testa, andasse dal medico e quello gli dicesse: no, invece di darti un antinfiammatorio, che è prima darti una martellata in testa, così sono sicuro che sei in una grave condizione tale da richiedere un mio intervento. È una cosa totalmente assurda, non sta né in cielo né in terra, ma questa roba qui, purtroppo, dobbiamo fare una riflessione, perché in questa fase penalizza noi per i motivi che vi ho detto, perché gli altri fanno come gli pare e noi abbiamo invece, giustamente a mio avviso, ricostruito una reputazione nei mercati. Mi chiedo anche quanto questa reputazione sia dovuta al rigore di bilancio
e quanto sia dovuta alla stabilità politica, perché anche la stabilità politica è molto importante nel guadagnare la reputazione dei mercati. Vabbè, noi abbiamo fatto questa operazione, quindi in questo momento questa cosa è contro di noi, paradossalmente, contro chi ha fatto i compiti a casa. Ma questa cosa è contro l'Europa. Io mi sono fatto qualche conto e si vede molto bene nei numeri che fino a che non è entrato in vigore il patto di stabilità, la produttività europea cresceva quasi al doppio di quella statunitense. Da quando è stato adottato il patto di stabilità, la produttività europea cresce quasi alla metà di quella statunitense. Perché? Beh, è molto semplice. Il patto di stabilità significa non solo non sostenere le imprese nei momenti di crisi come questo e le famiglie che sono un motore di economia anche loro nei momenti di crisi come questo, ma significa in generale non fare investimenti, cioè non fare infrastrutture, non disincentivare l'accumulazione di capitale fisico, di capitale fisso, di macchinari produttivi da parte delle imprese, significa questo. E quindi è ovvio che poi l'Europa piano piano perda posizioni, cioè queste regole e non dimentichiamolo mai, l'unione monetaria sono i motori attivi del declino non solo dell'Italia, perché diciamo fosse questo, ma di tutta l'area in cui siamo, talché in questa fase è molto evidente e soprattutto evidente al nord che è integrato nelle catene del valore della Germania, l'idea un po' illusoria che vabbè ci fosse un'Italia divisa in due di cui una metà si salvava attaccandosi alla Germania è fallita miseramente, perché in questa fase è la Germania che ci sta tirando giù e non è un caso, è perché queste regole danneggiano anche la Germania. Solo che noi vogliamo bene ai nostri fratelli tedeschi, hanno questa caratteristica, diciamo, le persone normali combattono una guerra finché la vincono, i tedeschi la combattono finché la perdono. La guerra dell'austerità che loro hanno combattuto all'inizio l'hanno vinta, ma adesso gli si sta ritorcendo contro. Questo è un problema serissimo. Poi aggiungerei che è difficile capire, oltre al fatto che prima ti chiedono di andare in recessione per poi salvarti, non sarebbe meglio evitare di andarci in recessione? Risposta sì, ma vabbè. Poi per le armi, tutte le deroghe del mondo, e per sostenere i redditi delle famiglie contro il caro energia, aiutare le imprese energivore, no, le deroghe no. Allora qui c'è chiaramente qualcosa che non va, c'è anche, come dire, sono scelte che non sono solo scelte di politica di bilancio, sono anche scelte di politica industriale, cioè fatte per avvantaggiare la riconversione dell'industria tedesca dall'automotive al settore bellico, per esempio, e noi questo non possiamo accettarlo, cioè noi dobbiamo difendere le nostre industrie e dobbiamo anche difendere incidentalmente la pace, perché il problema che noi abbiamo in questo momento è che abbiamo avuto per anni e anni e anni un discorso di propaganda finanziato anche dall'Unione Europea di odio della spesa pubblica, di odio dello Stato sociale, quando serviva per gli ospedali, per le scuole, per le forze dell'ordine. E adesso, dopo questo discorso di odio, in un momento in cui c'è bisogno di spesa pubblica, l'unico modo che certe persone hanno per giustificarla è lo stato di emergenza. Oddio, arriva il nemico, dobbiamo armarci. Ma questo discorso è un discorso fondato, è un discorso razionale, va affrontato in questi termini emotivi il tema importante della sicurezza e della difesa, va affrontato in questi termini tattici, cioè per ridare fiato all'economia, il tema dell'investimento in sicurezza e in difesa? Secondo me no, perché non fai bene né all'economia, né alla sicurezza, né alla difesa, né alla pace. Ma purtroppo queste dinamiche sono connaturate alla Unione Europea, che è un modello di integrazione che non funziona più, non sta funzionando. Ha funzionato finché era comunità, ora che è Unione non funziona. Questo è, diciamo, sotto gli occhi, direi, di tutti. Chiedo scusa se mi sono dilungato, se posso mi dilungo ancora. No, dilunghiamo, anche perché vorrei, insomma, le tue impressioni anche per la manifestazione di giorno 18. La manifestazione del giorno 18 è una manifestazione molto importante che va capita nel suo significato e nel suo ambito. Allora, io vorrei ricordare innanzitutto che
questo governo, il governo italiano, è un governo fatto da 3 partiti. Voglio ricordare che non esiste da lunga pezza il partito unico in Italia e nessun italiano ha nostalgia del partito unico, perché è stata un'esperienza storica dolorosa e fallimentare per il nostro paese. Quindi siamo 3 partiti. Questi 3 partiti in Europa appartengono a 3 famiglie politiche diverse e nonostante questo qui in Italia riusciamo tranquillamente a cooperare e portare avanti il programma di governo, qualche volta col sostegno e qualche volta invece con il diniego degli elettori, caso tipico il tema della separazione delle carriere, su cui gli elettori non ci hanno sostenuto, nonostante che fosse nel programma per il quale gli elettori ci hanno votato. Va bene così. Non è una manifestazione quindi contro il governo, è una manifestazione di una anima di questa maggioranza che si riunisce con i suoi corrispondenti, i suoi alleati europei, per fare delle richieste e delle proposte di buon senso su cui tanto, come è sempre accaduto in passato, pensiamo al tema dello stop all'auto col motore a scoppio, no? Dove eravamo soli a fare proposte di buonsenso, cioè a dire che era una boiata. Le proposte che saranno fatte in piazza, che adesso vengono lette o denigrate come proposte di rottura, sono proposte di assoluto buonsenso su cui alla fine gli altri saranno costretti a inseguirci senza raggiungerci, perché nel frattempo noi saremo già avanti e le avremo doppiati di un altro paio di giri, perché questo purtroppo è la realtà. Allora agli elettori chiediamo veramente di segnalare con la loro presenza, che è molto importante, il loro desiderio di imprimere una svolta alla collocazione dell'Italia in Europa. Il governo la sua parte l'ha fatta, ha acquisito autorevolezza. Questo gli ha permesso di dire una serie di no anche importanti, come per esempio il no alla ratifica della riforma del MES. Ne cito uno fra quelli detti in Europa, che è quello che fa più male all'Europa, perché non c'è settimana senza la quale non esca l'articolo, una volta di Gramegna, una volta della Lagarde, una volta di funzionari anonimi, che continuano a, se posso usare un termine romanesco, rodersi, diciamo così, a Roma dicono rosicare, per lo smacco subito. Benissimo, questo governo è stato forte, ha detto dei no. Per dire degli altri no e per fare delle altre proposte di buon senso bisogna che chi dentro questo governo ha per primo e con più convinzione sostenuto una linea di scetticismo verso l'attuale Unione Europea venga in piazza e faccia vedere che questo tema non è un tema minoritario, non sono le fisime di qualche, economista matto o il desiderio di parlare alla pancia di minoranze, che c'è un'esigenza diffusa, fondata, sostenuta dal consenso di ridare all'Italia il ruolo che le spetta, che non è quello di farsi togliere i soldi dall'Unione Europea, quei soldi con cui poi l'Unione Europea va in giro a comprare consenso, perché oggi si rifletteva sul fatto, per esempio, che le elezioni in Ungheria sono state vinte da un personaggio che è più di destra di Orbán, ma ha fatto un'operazione importante. Ha detto all'Europa: mi prendo i vostri soldi. I soldi che lui si prende sono soldi che vengono dai paesi contribuenti netti, Germania, Francia, Italia, capito? Quindi pro quota i nostri soldi vanno a orientare la politica di altri stati, dove magari incidentalmente al governo potrebbe essere qualcuno che la pensa come noi, ma che viene convinto a non pensarla come noi perché gli danno la mancia coi soldi nostri. Cioè, capite che questo sistema è un sistema che da qualsiasi parte lo guardi non riesce a sembrare, non dico equo o prospero, non riesce a sembrare normale. Ma è normale che noi dobbiamo farci dire da persone che campano con i soldi che noi gli diamo come dobbiamo comportarci a casa nostra, perché questo poi è il punto. Però purtroppo il popolo sovrano, nella sua insondabile saggezza, ha deciso di non dare mai la maggioranza relativa al partito che portava avanti questa battaglia, una battaglia nell'interesse di tutti, della destra, della sinistra, del centro, dell'alto, del basso, dei biondi, dei mori e dei rossi. Perché? Perché qualsiasi italiano, sano di mente dovrebbe vedere che è suo interesse comandare a casa sua.
Però, diciamo così, questo discorso evidentemente sarà anche colpa nostra, forse non siamo riusciti a parlare chiaro. Noi andiamo in piazza sabato per parlare chiaro e la prima cosa da fare è sospendere il patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese, e se ci dicono di no lo facciamo lo stesso, perché non possono, nel momento in cui ci concedono deroghe per riarmarci, non concederci deroghe e mandarci in procedura di infrazione, perché semplicemente vogliamo evitare che i risultati di eventi che sono al di fuori del nostro controllo e che sono chiaramente degli eventi eccezionali si riflettano sulla vita concreta di tante famiglie e di tante imprese. Molto bene, allora grazie e al Posso piacere di dilungarmi risentirci ulteriormente, presto. ma non voglio abusare dell'ospitalità. Ecco, grazie. Grazie ancora. Grazie Antonino, a presto. A presto. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 18:41 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questi erano gli Yellow, The Race del 1988. Vediamo se tra un po' riusciamo a entrare in contatto con il senatore Claudio Borghi. Intanto io però vi do alcuni aggiornamenti. Sapete che oggi pomeriggio Trump ha sbottato contro la Meloni, siamo sull'Ansa. Trump parlava col Corriere della Sera, scioccato da Meloni, pensava avesse coraggio, su di lei mi sbagliavo. Il presidente USA al Corriere, io inaccettabile sul Papa, lo è lei. Poi il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran, Schlein ferma condanna per l'attacco alla Premier. Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato, lo afferma Donald Trump parlando al telefono col Corriere della Sera. Trump afferma inoltre di non aver parlato con Meloni da molto tempo, perché non vuole aiutarci con la NATO, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo, aggiunge. Il presidente americano critica la premier italiana che un mese fa in un'altra intervista al Corriere lui stesso aveva definito un'amica e una grande leader che cerca sempre di aiutare. Non è più la stessa persona e l'Italia non sarà più lo stesso paese, commenta oggi il presidente. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Chiede Trump. Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo. È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità, ha detto il tycoon in una telefonata col Corriere della Sera, sulle parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco del presidente americano al Papa. Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. Così la segretaria Dem Elly Schlein in aula alla Camera. Siamo avversari in quest'aula, ha aggiunto, ma tutti i cittadini italiani, e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese. Noi siamo e rimaniamo sinceri sostenitori dell'unità dell'Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà, rispetto, franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò che pensiamo perché questo fanno le persone serie. Fino ad oggi il presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona coraggiosa. Non si sbagliava perché è una donna che non rinuncia mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il Presidente del Consiglio col governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l'interesse dell'Italia. Lo scrive il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Nel corso della telefonata Trump afferma poi: il Papa non ha idea di che cosa stia succedendo in Iran. A proposito, 0292947222, il telefono è aperto da questo istante. Per il tycoon il pontefice non capisce che l'Iran costituisce una minaccia nucleare. Non capisce, afferma, non dovrebbe parlare di guerra perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42.000 manifestanti lo scorso mese. L'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa. L'Europa sta distruggendo se stessa dall'interno con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all'energia, ha inoltre affermato Trump. Pagano i più alti costi del mondo per l'energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto, aggiunge il presidente americano. Commentando la sconfitta poi di Viktor Orbán in Ungheria, scrive ancora l'Ansa, Trump ha detto: era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un bravo uomo, ha fatto un buon lavoro sull'immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese come ha fatto l'Italia. Così parlò il presidente degli Stati Uniti d'America. Ma certo che stiamo lontani dagli americani. In Europa mi pare che siamo in area von der Leyen, insomma. Forse ha ragione Carlo Cambi quando dice: se volevo votare
se volevo votare AVS votavo quelli, poco da aggiungere. Vabbè, vedremo un po'. Fai una cosa, Natalia, prova a telefonare a Carlo Cambi, vediamo se riusciamo a beccarlo così en passant. Ce l'hai il numero? Fammi sapere, scrivimi un attimo che vediamo di agganciarlo, perché a questo punto io vorrei sentire il suo parere, perché naturalmente, ecco, gli sto mandando un messaggio in diretta perché non riusciamo a trovare il senatore Borghi, quindi mi sa che sarà impegnato in qualche riunione d'urgenza, per cui a maggior ragione lo lasciamo fare. Lorenzo Viviani sarà con noi tra un po', non appena si libererà, così vi porteremo anche al Vinitaly, a questo bellissimo evento che probabilmente è, anzi senza probabilmente, l'equivalente del Festival di Sanremo per quanto riguarda il vino italiano, la kermesse più conosciuta e più importante che ci sia in Italia su questo tema. Vediamo un attimo se riusciamo ad avere almeno Carlo Cambi e con lui, insomma, io vorrei provare a scambiare due parole in modo tale da cercare di capire un pochettino dove stiamo andando a parare, perché la situazione, insomma, non è di quelle, diciamo così, non è di quelle che agevolano il nostro paese nei confronti dell'America. Boh, vedremo un po' che cosa succederà per quanto riguarda le basi italiane. È chiaro che il presidente Trump farà in modo. E allora, Carlo Cambi al telefono con noi. Ciao Carlo, ti disturbo? No, Antonino, ma come fai a dire che mi disturbi? Tu non disturberai mai. Fratello mio, abbi Come pazienza, non non si va. disturbano le amiche e gli amici di Radio Libertà. Ma non si vanno a disturbare i cristiani seri che stanno facendo un lavoro serio e che hanno dei dubbi seri. Ti dico Molto seri. Ecco, ce li ho pure io. Scusami tanto, Carlo, insomma, ma qui che cacchio sta succedendo, se mi posso permettere? I don't know, non lo so, devo dire la verità, sono un po' smarrito perché non capisco la nostra Presidente del Consiglio. Oltretutto ha scelto il giorno peggiore per dire che vuole sospendere i rapporti con Israele. Insomma, sì, oggi è il giorno in cui si ricorda l'Olocausto. Oggi è il giorno di Yom HaShoah, che è il giorno della rivendicazione della vita in rapporto alla Shoah. Insomma, è proprio questo giorno qui, dai uno schiaffo in faccia agli israeliani non mi sembra la migliore scelta, però evidentemente io e te ci siamo sbagliati. Sai, io ho fatto un piccolo post divertendomi su Facebook di questo tenore. Allora, non stiamo più con Trump, non stiamo con Israele, ma stiamo con la von der Leyen, che però ci nega la revisione del patto di stabilità. Non compriamo il gas dalla Russia, ma lo compriamo dall'America, con cui abbiamo litigato. Stiamo con un PIL praticamente fermo, ma variamo i bonus per l'ISEE. La Schlein non avrebbe fatto di meglio. Peccato che io avevo votato centrodestra. Anch'io, francamente sono un po' così perplesso. Senti, ti vorrei leggere un pensiero di Andreotti dai suoi diari segreti. È il 5 febbraio dell'86. Parlo al Senato sulla politica mediterranea dell'Italia. Secondo i repubblicani in politica estera siamo come la Pira, neutralisti assoluti, per cui qualunque cosa fanno arabi e cinesi va bene perché sono poveri. Rispondo che essere paragonato alla Pira è per me un onore e che vi sono due modi di essere alleati degli americani, sull'attenti o amichevolmente. Noi seguiamo la seconda strada. Cosa si è perso tra Giulio e Giorgia? Beh, intanto si è perso l'intelligenza di Giulio, la capacità di fare politica, e poi si è perso la capacità di capire da che parte devi stare nella storia. Insomma, questa faccenda di Papa Prevost viene raccontata male, perché le cose non stanno così come ce le raccontano. Intanto il Papa è stato il primo a attaccare ed ha espresso un giudizio durissimo
su Trump per quel che riguarda la sua affermazione, devo dire la verità, per niente commendevole, che voleva distruggere una civiltà, ma non ha detto una parola sull'Iran. Esatto. Non ha detto una parola sui 30.000 ammazzati dal regime degli Ayatollah, non ha detto una parola sul terrorismo di Hezbollah, non ha detto una parola sul Pasdaran, non ha detto una parola sul 7 ottobre, non ha detto una parola su una serie infinita di cose. Sì. E quindi, sai, se tu sei il capo della Casa Bianca, anche un po' rincoglionito, diciamoci la verità, perché Trump qualche volta fa mostra di non avere esattamente presenti le coordinate del dibattito pubblico, ti girano un po' le balle, ma soprattutto ti girano le balle se tu hai cacciato i soldi per ripianare i guasti del bilancio vaticano messo in terra da Francesco, e soprattutto se hai avuto assicurazioni da Leo Burke e da il cardinale di New York, i quali in conclave hanno consentito, ecco perché poi si rimangono male quando gli racconta, lui ci è rimasto male e ha detto l'ho fatto leggere Papa. È vero che non l'ha fatto leggere Papa lui, però è anche vero, come sanno tutti coloro i quali hanno seguito il conclave, che la scelta dei Bergogliani era Parolin, il quale Parolin dopo la prima votazione si è reso conto che non ce la faceva, ha cercato di chiamare alla raccolta tutto il fronte bergogliano, ma non gli è riuscito. A quel punto Leo Burke, che è un cardinale di lungo corso ed è un decano dei portali, scusatemi, Prego, non ti preoccupare, fai con calma. Ha cercato di lanciare la candidatura di Dolan, di Timothy Dolan, che di fatto è il padre spirituale dei trampiani. Gli hanno detto questo è troppo vicino a Trump, e allora lui ha pescato dal cilindro Prevost, convincendo, peraltro Prevost aveva una sua caratura essendo il prefetto della congregazione dei vescovi, li conosceva tutti, e hanno fatto questo blitz eleggendo il primo papa statunitense, evidentemente convinti che Prevost avrebbe riequilibrato la presenza della Chiesa in Occidente, e tenendo conto di qualcosa che non si dice mai, che i cattolici in America sono 63 milioni, sono la quarta nazione, per dirla come avrebbero detto i Cavalieri di Malta, cattolica nel mondo, perché prima c'è il Brasile, poi c'è il Messico, poi ci sono le Filippine, quarti sono gli americani, e questi 63 milioni votano al 54% repubblicano. Quindi la base elettorale di Prevost è una base elettorale orientata verso i repubblicani, e la prima cosa che Burke ha fatto attraverso la Chiesa americana è stata ripianare i buffi del Vaticano lasciati da Francesco. Ricorderete che Pietro Parolin, per esempio, è quello che ha sventolato la famosa lettera di Francesco che impediva a Angelo Becciu di entrare in conclave, ma in realtà questa lettera non l'ha mai vista nessuno. Perché Becciu non doveva entrare in conclave? Perché se Becciu fosse entrato in conclave avrebbe parlato di Peñaparra, che è il vero autore dello scandalo di Stone Avenue, e Peñaparra è stato autorizzato da Parolin, il quale Parolin non poteva sopportare di avere dentro il conclave qualcuno che avrebbe parlato male di lui. E perché non lo poteva sopportare? Perché Parolin è quello che dal 2018 ha aperto le porte del Vaticano ai cinesi, ha accettato che Xi Jinping gli scelga i vescovi, ha fatto un'operazione straordinaria mettendo insieme la maggiore forza comunista, cioè la Cina, col primo paese cattolico, cioè il Brasile, dentro i BRICS. Tutta questa roba qua cambia il paesaggio geopolitico rispetto al Vaticano, ed è chiaro che Trump, che aveva avuto assicurazioni da Burke e da Dolan che Prevost avrebbe riequilibrato la Chiesa in un alveo occidentale, di fronte alle
accuse durissime che Prevost gli ha fatto, si è ricordato di questo scenario del conclave e glielo ha sbattuto in faccia. Ok? Allora, Esatto. questa è la vera storia, ma ovviamente se nei giornali italiani non te la fanno scrivere, perché sennò c'è la lesa maestà. Però di fronte a questo si è scatenata la canea e secondo me Giorgia Meloni, che dopo la botta del referendum ha perso i riferimenti del suo popolo, sta cominciando a inseguire la posizione autonomista dell'Italia, sempre più vicina all'Europa, anche la batossa che ha preso su Orban, non capendo però in realtà niente, perché in Ungheria non cambierà assolutamente nulla rispetto alla postura europea, anzi secondo me Magyar prende per il culo la von der Leyen perché si fa dare i soldi e poi dopo la bacchetterà, vedrete che va avanti così. E allora dove vai? Verso l'Europa? E l'Europa è quella cosa che non ti fa cambiare il patto di stabilità, è quella cosa che non ha un esercito, è quella cosa che non conta nulla, è quella cosa che non riesce ad avviare una trattativa, e che l'invitazione di Trump verso Prevost, verso Leone XIV derivi dalla Cina, ve lo dimostra una cosa, che immediatamente dopo l'attacco di Trump al Papa e la sollevazione unanime a difesa del Papa, la Cina ha piazzato lì un accordo di pace su Hormuz, perché la verità vera è che chi ci sta rimettendo di più da questa guerra in Iran è proprio la Cina, che non aspettava altro che avere un'opportunità per rientrare in gioco e gliel'ha fornita Papa Leone XIV. Carlo, faccio appello alla tua preparazione ed esperienza No, io la in penso tema. così, però non è detto che sia la verità. Io vi do un punto di vista di riflessione. Beh, è un punto di vista di però riflessione vorrei che tu me lo commentassi, che mi dicessi. Ma guarda, io ti dico molto semplicemente questo, e ci aggiungo il carico: è uno scenario più che plausibile che mi sento di condividere con te. Si aggiunga anche che stamattina su il giornale si ricordava proprio che 2 o 3 giorni fa 60 Minutes, che è uno dei talk show più seguiti in America, ci sono andati 3 cardinali progressisti, peraltro di nomina bergogliana, grandi elettori di Leone XIV, i quali hanno sparato a palle incatenate contro l'amministrazione Trump, perché la caratteristica di questi bergogliani è proprio questa, che loro, malgrado l'abito talare, amano molto fare politica a sinistra, generalmente, e già anche senza generalmente, sono tutti di sinistra. Ora, un presidente degli Stati Uniti che si vede attaccato in questo modo qualcosa la deve fare. Mi permetto di dire una cosa: ha ragione Francesco Giubilei quando dice un conservatore non attacca il Papa, però ha ragione fino a un certo punto, perché dipende se il Papa attacca il conservatore o no. beh, certo, Sì. ce l'ha fino a un certo punto, proprio per questo motivo, perché è molto facile alzare il cipiglio e dire io sono per la pace. Perdonate, siamo tutti per la pace. Io credo che nessuno dei presenti potrebbe alzare la mano e dire no, a me piacciono gli sbudellamenti, i bombardamenti atomici, ste robe qua. A nessuno di noi piace la guerra. Però c'è un fatto: tu non puoi dire soltanto all'America vedi che qui bisogna fare la pace, perché quelli dall'altro lato, quelli con la barba a Teheran, il loro Dio gli ha detto che devono ammazzare gli ebrei quando le pietre grideranno e diranno c'è un ebreo dietro di me. Il loro Dio, il Dio di questo governo così fanatico, tant'è vero che esiste il reato di ribellione contro Dio e impiccano pure i ragazzini per questo, diciamolo, cazzica. Ecco, quei signori sciiti ragionano che o il governo di Dio si estende a tutta la terra o verremo tutti trucidati. E la bomba atomica gli serve per sterminare gli ebrei e gli occidentali. Allora, a me sta cosa di dare da mangiare al coccodrillo perché ci sbrani per ultimo, io francamente diciamo che ho i miei forti dubbi. Ti chiedo 10 secondi di pausa e voglio sapere il tuo parere, Carlo. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Nuova a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 1 minuto 15 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. C'è con noi Carlo Cambi, stiamo commentando insomma le delusioni trampiane, gli attacchi trampiani, questi scambi con lui e con Papa Prevost. Ecco appunto, io non ho sentito prese di posizione sul fatto che quelli dall'altro lato hanno una visione secondo la quale il loro Dio dicono convertitevi o perirete. Che vogliamo fare? Non lo so, mi pare che non sia cambiato molto, mi pare che Prevost aveva preso impegno, credo, con Burke di fare fuori Parolin al primo momento utile. In realtà poi lui si è messo d'accordo con Parolin e Parolin sta bello pasciuto in segreteria di Stato e continua a dettare la politica estera vaticana. Faccio osservare, per esempio, la pantomima di Pizzaballa. Non ne vogliamo parlare più? Mi impediscono di pregare nel Santo Sepolcro. Quant'è durata? 2 ore? Sì, ma appunto. È stato più che sufficiente per sparare tonnellate di fango addosso al governo di Tel Aviv, con Netanyahu per primo che ha detto ma non esiste questa cosa, ma che vada pure a pregare. Forse in quel suo si aspettava anche che una granata palestinese lo beccasse, ma questo è un altro paio di maniche. Cioè, voglio dire, ci sono diversi atteggiamenti che la Chiesa Cattolica ha tenuto nei confronti di Trump e di Israele particolarmente urticanti e che non hanno minimamente fatto avvertire un cambio di passo nella postura della Chiesa Cattolica da Bergoglio a Prevost. Queste cose probabilmente messe tutte insieme e anche nella maniera un po' rozza in cui si pone il compagno Donald diventano poi urticanti, siamo perfettamente d'accordo, ma la sostanza è quella. E allora la domanda che io mi faccio è: ma tu, Giorgia Meloni, che sei l'unica che finora ha tenuto la barra, diciamo, abbastanza dritta, senza farti ingabbiare in queste posizioni da propal, perché improvvisamente devi assumere una posizione, lei dice, di autonomia, per dire agli amici quando sbagliano si dice che hanno sbagliato? E dove avrebbe sbagliato Trump? Avrebbe sbagliato nel dire al Papa: hai una visione parziale del mondo, bacchetti solo noi e non ti rivolgi contro i nemici della libertà? Questo è l'errore che ha fatto Trump? No, non ho capito. Sì, l'ha detto male, d'accordo, l'ha detto male, però ha detto una cosa che è conclamata dalla cronaca, se non dalla storia addirittura. E poi questi atteggiamenti, perché non dirlo alla Cina? Allora, smettetela di finanziare l'Iran. Perché non dire alla Cina: smettete di comprare il petrolio iraniano, che è quello attraverso il quale si finanzia il terrorismo internazionale? Perché non dire agli stessi iraniani: non dovete sterminare il vostro popolo come avete fatto? Tutti zitti però. E allora così diventa francamente comodo. Carlo, c'è una telefonata per noi, la prendiamo. Pronto? Chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Marco e chiamo da Milano, buonasera. Mi trovo totalmente d'accordo, grazie mille, mi trovo totalmente d'accordo con la disamina seria e puntuale che entrambi state facendo. Vorrei dire la mia sull'argomento Meloni, ma anche sull'argomento Chiesa, se mi è consentito. Sull'argomento Chiesa avete perfettamente ragione. Io, e da Papa Bergoglio in poi, forse anche prima, che non sento dire una parola, che sia una, rispetto alla democrazia popolare cinese che massacra uiguri, cioè musulmani cinesi, va bene, e non sento dire una parola alla Chiesa Cattolica
così pro-PAL, così etica, nei confronti del genocidio culturale che da decenni la Cina fa nei confronti del Tibet. Io non sento una parola di questa gente. Così come trovo che sia molto facile adesso per la Meloni, in evidente calo di consenso, smarcarsi rispetto a Trump, e lo trovo molto vigliacco sinceramente, e anche contro quelli che sono degli interessi che l'Occidente, che l'Italia e che la NATO ha nei confronti dell'azionista di maggioranza, cioè nei confronti di Washington. Trovo molto facile adesso smarcarsi e pensare così di rappattumare qualche voto. Non ho ben capito in quale area sinceramente la Meloni voglia rappattumare qualche voto, così come trovo vigliacco sinceramente che dal 7 d'ottobre in poi vi sia stato un atteggiamento estremamente prudente da parte della Meloni, quando l'unico genocidio che è stato fin qui tentato è stato da parte palestinese, con un'invasione che ha portato al massacro del 7 d'ottobre, e sinceramente sospendere l'accordo di difesa con Israele è, come dicevi tu, cioè è cercare di dare da mangiare ad un caimano sperando che ci sbrani il più tardi possibile, quando sappiamo che la minaccia dell'Islam nei confronti dell'Italia e nei confronti dell'Occidente si vede già. Allora, quello che io mi dico è troppo facile sbarcarsi, dare del pazzo a Trump, quando invece mi sembra sinceramente l'unico lucido, e francamente in un mondo di matti, e viva questo Castigamatti, che però non dice delle cose sbagliate, non fa delle cose sbagliate. Allora, quello che io ti dico è: l'Italia non ha molti mezzi militari, non ha molti mezzi navali, ma una fregata, una corvetta l'avremmo potuta mandare nello stretto di Hormuz per dimostrare di essere almeno una volta dalla parte giusta della storia, cioè dalla parte di coloro che vengono massacrati, ebrei, cristiani e musulmani, che vengono massacrati dalle teocrazie sciite o dalle democrature in salsa socialista come quella cinese. Vi ringrazio. Io sono pienamente d'accordo. Tra l'altro mi hai anticipato sulla questione della fregata. Prego, Carlo. Aggiungere, scusami Antonino, che in realtà loro un aiuto navale ce l'hanno chiesto, ci hanno chiesto di sminatori, niente di particolarmente, come dire, offensivo dal punto di vista bellico, che magari ci facevano comodo pure a noi per far passare qualche nave da Hormuz, no? Ecco, la risposta è stata no, perché noi ci dobbiamo muovere in ambito europeo. E l'ambito europeo che cappero a fa? Niente. Ha detto faremo una missione a guerra finita. La signora Meloni che sospende l'accordo militare con Israele, che litiga con Trump, e Trump gli ha risposto in maniera molto ruvida, ma mi pare di capire che abbia preso le distanze. A chi si appoggia per la sicurezza del paese? No, voglio sapere con chi parliamo noi. Con Recep Erdogan, che fa di tutto per cacciare l'Italia dal Mediterraneo. No, fatemi capire con chi parliamo. Con Starmer. Cioè, allora, facciamo, o con la signora di Sanchez, o la signora Sanchez che ci chiede un obolo per la famiglia. No, non so, con chi parliamo. Il Crosetto ci spiega dove vuole arrivare, perché questa roba qua è tutta farina di Crosetto. Ci spiega dove vuole arrivare. C'è un'altra telefonata, il nostro Marco da Mantova. Ciao Marco. Ciao Antonino, e un grande saluto anche al Cambi, che per me è il Vangelo. Allora, io temo che la Meloni si stia preparando al 2027. Io temo che alle elezioni dell'anno prossimo la coalizione che si presenterà come centrodestra non sarà quella di oggi. Perché io temo che la sconfitta di Orbán, è vero che non cambia sostanzialmente nulla, però ha vinto il PPE, perché Orbán
faceva parte del PPE. Anche questo fa parte del PPE, venendo dallo stesso partito anni fa, prima di fondare il suo, però è più europeista, almeno secondo me. Forza Italia, io temo che andrà verso il PD, o perlomeno verso quella parte del quel PD, se non dovesse rimanere segretaria di partito la Schlein. Facciamo finta che vinca la Salis o che vinca Bonaccini, vedrete che Forza Italia andrà di lì, e ci sono dei movimenti. Dimmi. No, dico, ma a conforto tuo ti dico che da molto tempo Silvio Berlusconi sta flirtando con i tedeschi, soprattutto i tedeschi del PPE, perché ha in testa il broadcast europeo e ha bisogno del consenso europeo per fare quell'affare. Scusami, se mi sono permesso di... No, ma io lo dico da almeno un paio d'anni. Berlusconi non ha bisogno della Meloni. Berlusconi ha bisogno di fare il governo come in Europa, popolari e socialisti. Quindi la Meloni sta cercando, forse, se ci riesce, anche di cambiare casacca, spostandosi piano piano dai conservatori ai popolari europei. Quindi ecco il perché sta mollando Trump, sta mollando Israele, e perché si sta accentrando, sta andando verso il centro. Io spero di sbagliarmi, però la vedo veramente male. Ragazzi, io vi ringrazio e vi saluto. Vi ascolto per radio. Grazie Ciao. a te. Io credo che tu abbia introdotto un elemento di riflessione piuttosto fondato. Non lo so, secondo me io sarei molto attento a questo punto ai consensi del generale Vannacci. Sarei molto attento. Mamma mia, che scenari che mi state tratteggiando. Amore mio, mi stanno facendo dei regali che la metà basta, voglio dire. Scusami, Vannacci continua a dire pigliamo il gas russo, continua a dire basta con questa storia dell'Ucraina, continua a dire l'Europa non serve a niente, voglio dire, il risultato è che noi non abbiamo il gas, stiamo andando verso la recessione, abbiamo una politica economica totalmente asfittica, e che cosa facciamo? Ci leghiamo mani e piedi alla signora von der Leyen, che ha soltanto un interesse: consentire alla Germania, che peraltro ha già detto io me ne frego delle regole europee, aiuto le mie aziende con i sussidi energivori e abbasso le tasse, perché in questo momento mi serve di abbassare le tasse, e voi se non ce la fate perché avete i debiti sono affari vostri. Io voglio vedere dove andiamo a finire, qualcuno me lo spieghi. Voglio vedere il povero Giorgetti come si presenta, e poi metti caso che siamo in ritardo sul PNRR e Fitto, che non dà più segni di esistenza in vita, non riesce a dire a ottenere la proroga alla Meloni, e dobbiamo ricacciare i soldi del PNRR non spesi immediatamente. Voglio vedere dove andiamo a finire. Non ho altro da aggiungere, caro Carlo. Senti, un'ultima cosa. Sì. Leggevo un'analisi ieri sera, dice, insomma, qui si chiude Hormuz. Tempo un paio di settimane, l'Iran riempie tutti i serbatoi. I pozzi si fermano, il petrolio non può uscire, l'economia viene strangolata. A quel punto potrebbe tranquillamente innescarsi davvero la rivolta e far cadere il regime. Tu che ne pensi? Sì, tieni presente che quelle rivolte economiche c'erano già. L'errore di prospettiva che è stato fatto probabilmente da Trump, non soltanto da Trump, era di pensare che le rivolte di piazza fossero contro l'Ayatollah. Io l'altro giorno ho parlato lungamente, perché ha presentato il suo libro col professor Pierluigi Petrillo, che è uno che conosce l'Iran meglio di me e di te, pensa che fu mandato a studiare l'Iran ai tempi di Mujahideen, come cazzo si chiamava, perché doveva venire in Italia. Ahmadinejad vuoi dire? Ahmadinejad, esatto, perché lui sì. Perché doveva venire in Italia, e lui faceva parte dello staff della Presidenza della Repubblica, lo mandarono a studiare l'Iran, quindi lui l'Iran lo conosce molto bene,
E in questo libro mi diceva, guardate che noi abbiamo in questo libro si scrive, guardate che noi abbiamo una visione molto confessionale dell'Iran, in realtà non è così. L'Iran è un paese molto laico, nel senso che la gente se ne frega dei muezzin, degli ayatollah, della preghiera del Verbi, ma ha un limite, che è un paese che se viene aggredita, tra virgolette, l'identità nazionale, reagisce. E allora l'errore che abbiamo fatto era di pensare che le manifestazioni di piazza che c'erano fossero tutte per la richiesta del regime change. In realtà erano motivate soprattutto da un dato, il fatto che in Iran l'inflazione è oltre il 50%, che la gente è alla fame e sono arrabbiati come visce, per il semplice fatto che, essendo un paese ricchissimo, un paese ad altissimo livello di istruzione, un paese ad alta tecnologia, il popolo ovviamente non ci sta a patire la fame. E quindi mi allaccio a quello che hai detto tu per dirti, secondo me l'innesco della nuova rivolta è un innesco del tutto economico, cioè se il regime non riesce in qualche modo a sostenere la rete di welfare, che peraltro è totalmente in mano dei pasdaran, vorrei che fosse chiaro, il welfare iraniano non è controllato dagli ayatollah, non è controllato dai guardiani della rivoluzione, ma è controllato direttamente dai terroristi. Se quella roba lì salta per aria, le proteste, le rivolte di piazza non si fermano più, e in quel momento tu potresti cercare di entrare a Teheran e cambiare tutto. È uno scenario molto possibile, ma la domanda che io faccio è un'altra: ma noi abbiamo la capacità di resistere il tempo che serve perché il blocco di Hormuz dispieghi dentro l'Iran questa crisi? Ci siamo attrezzati con i paesi del Golfo, con i paesi arabi, a determinare nuove vie del petrolio in modo che si possa comunque avere energia? E in questo contesto è conveniente litigare con Trump, che oggi è il nostro principale fornitore di gas? Questa domanda la signora Meloni se la doveva porre prima di fare l'alzata di ingegno nei confronti di Trump, perché se questo vuole ci mette il gas ad un prezzo che ci strozza l'economia e noi non abbiamo alternative, grazie alla signora von der Leyen, che ovviamente non vuole riaprire il rubinetto con la Russia. Potrebbe essere anche giusto dal punto di vista della realpolitik, cioè del dire noi dobbiamo comunque tenere il punto per l'Ucraina. Ma altra domanda: c'è qualcuno che si è chiesto che cosa significava l'intervista che il numero 2 della Ucraina ha dato al Corriere della Sera 3 giorni fa, dicendo siamo vicini all'accordo con gli Stati Uniti? Ma siamo veramente convinti che a parte le follie di Trump, il resto dell'establishment americano non stia lavorando per una prospettiva diversa per quel che riguarda Mosca, per quel che riguarda l'Ucraina, che non ci sia qualcosa che si muove al di là degli schieramenti consueti che abbiamo valutato fino adesso? Ecco, tutte queste cose qua io non le vedo prese in considerazione, ma vedo esclusivamente un tentativo di barcamenarsi in maniera più o meno coerente da parte del nostro governo, che va avanti a tentoni. A me non sembra che sia la posizione migliore per stare oggi sullo scenario internazionale. Scusami se mi sono dilungato e se volevo fare questo appunto, perché secondo me è indispensabile capire gli scenari per poter valutare le azioni che meglio conviene portare a termine. E mi pare che in questo momento l'Italia non stia facendo questo, fagli esattamente gli stessi errori che ha fatto l'Europa, convinto che siccome siamo l'Europa c'è tutto dovuto, e il risultato è che siamo marginali in economia e in strategia. Non ho altro da aggiungere. C'è Nicolò da Padova, Carlo, lo passiamo. Prendiamo Nicolò da Padova. Pronto? Ciao. Pronto, ciao. Ma che pessimisti, mamma mia, che pessimisti. Io l'ho detto già in altre puntate, l'ho detto a Cambi, ma lui che sa tutto, perché sa tutto. Lui prevede il futuro, sa tutto
è un'intelligenza, lui muove il mondo, lui qua, lui prevede là. Ma non te rendi conto, no, che fai tutte delle ipotesi, che succede qua, e succede di là, e succede quello. Ma poi bisogna governare. E noi siamo il governo più stabile in questo momento. E noi stiamo con le nostre posizioni definendo le politiche in Italia e in Europa, perché voi guardate che è successo a Orban, ma chi è succeduto a Orban è collegato a Orban, è fatale, dopo tanto tempo si rinnova, ma quello lì era un delfino di Orban, quello che è stato messo su. Possiamo pensare che cambi cosa, perché adesso loro pretendono soldi dall'Europa, no? In cambio di questa nuova posizione assunta dal nuovo vincitore, eccetera, no? Ma come l'Europa distribuisce soldi a tutti, l'Europa, sta Van der Leyen che fa tutto, ma lo so, bisogna governare, bisogna avere un governo forte, stabile, questo, e io ti dico questo, Accardi, il governo è stabile solo per un motivo, perché c'è forte presenza della Lega, che dà stabilità, e il 18 di aprile saremo a verificarlo e a dare forza al governo qui a Milano. Questo io dico, in alto ai cuori, sempre! Grazie. Bruno da Brescia, pronto? Buonasera a tutti. In mente Buonasera. sia Antonino che anche Cambi. Sono d'accordissimo con quel signore che ha chiamato prima di Marco D'Avanza, con il quale, da Mantova, con il quale sono sempre d'accordo. Convido al 1000% quello che ha detto. Tutto lì, una buona serata, bravissimi. Okay? Grazie. Carlo, allora tiriamo un po' le somme di questa nostra chiacchierata. Troppo della Lega con chi ce l'avesse, ma va bene comunque, sì, ci va benissimo. No, lui dice bisogna governare. Sì, governiamo, però sì. Siamo sempre lì, no? Devi anche avere una direzione dove andare. No, vabbè, governiamo. Il problema è che il patto di stabilità c'è, l'inflazione per eccesso di deficit c'è, e i soldi per far andare avanti il paese no. E poi fate voi, cioè, a me interessa fino a un certo punto. Governiamo, andiamo avanti. Carlo, senti, per finire, stasera che ci beviamo, che siamo in tema di Vinitaly? Ma guarda, io che sai che ho la mia preferenza per i vini toscani, quindi ho visto con grande piacere oggi che le etichette migliori della Toscana si sono messe insieme per raccontare i loro territori. Io, se volete, vi consiglio, dipende cosa ci avete da mangiare, però un bel Chianti classico non sbagli mai e non spendi neanche un sacco di soldi. In alternativa, in omaggio a Antonino Danna, un grande Cirò, che è un vino fatto da un vitigno straordinario che è il vitigno, diciamo, più antico che c'è in Italia, perché lo portarono i coloni della Magna Grecia, e se voi vi inebriate di questo rosso calabrese, magari con una bella bistecchina di maiale, con un pezzo di ciccia alla busta, vi divertirete molto, perché sentirete come il Magliocco ha questo profumo mediterraneo che vi ricorda un po' i tramonti sulle scogliere ioniche, che vi dà questa sensazione iodata, che vi riporta a frutti antichi. Insomma, è un gran bel vino, secondo me, il Cirò. Oppure, se volete, farmi un omaggio alla mia terra, un bel Chianti classico. Buono. Allora, Carlo, grazie, buone bevute, insomma. Stappate in Franciacorta o certo. E insomma, almeno vinum bonum letificat cor hominis, e cerchiamo di non Esatto. di non pensare a questi anni contorti. Grazie, Carlo. Ciao Antonino, un abbraccio grande e ad Maiora. Ciao. Sempre ad Maiora. E allora io ringrazio Carlo Cambi, ma adesso andiamo a Verona, perché, signore e signori, ci ha raggiunto Lorenzo Viviani. Eccellenza e Monsignore, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori della Libertà, ad un orario non è tanto strano, ma sicuramente è il giorno, che non è il nostro solito venerdì, ma sto rientrando da quel di Verona dopo una 3 giorni, c'è ancora domani, quindi chi vorrà ed è in zona Verona può andare allo stand del Parco Nazionale del Cinque Terre, perché da 3 giorni siamo presenti come Parco Nazionale con uno stand dove si racconta un parco dove nel DNA del parco c'è il nostro vino, il nostro paesaggio terrazzato che viene mantenuto nel tempo dal lavoro dei nostri agricoltori. Senti, cosa hai trovato in questi 2 o 3 giorni che hai passato al Vinitaly? Che clima c'era? La gente che ti diceva? Ma guarda, io purtroppo non adesso non voglio dire che sono presidente operaio, ma sai, quando hai il tuo stand, quando hai i tuoi agricoltori, quando hai, diciamo, da fare giri poco, è inutile che te lo racconti, perché poi dici vado da una parte dall'altra, ma sai, poi c'è bisogno, poi le degustazioni, poi devi parlare. Abbiamo portato anche un po' di scienza, abbiamo portato il nostro mare, perché abbiamo fatto anche una bellissima degustazione interessantissima, dove abbiamo parlato di Chaquetra. Lo ricordo per i radioascoltatori, il nostro passito, il nostro vino dolce, fra parentesi il vino dolce che ha vinto il premio Vinitaly 2026, quindi il miglior vino dolce 2026 l'ha vinto una cantina proprio di Roma Maggiore nel Cinque Terre, quindi insomma è la nostra veramente perla, e l'abbiamo comunque coniugato con tanti prodotti. Abbiamo preso il nostro vino bianco, ad esempio l'abbiamo coniugato con i prodotti della pesca. Il clima che c'era, un clima, insomma, sono passati in tanti, sono passate le istituzioni, ho visto tanta voglia di riscatto del vino, tanta voglia di far capire che dietro il vino c'è di più, dietro il vino non è solamente un prodotto alcolico, anche se adesso c'è anche non alcolico, ma c'è tradizione, c'è cultura, c'è convivialità, c'è lo stare insieme, c'è il racconto del nostro territorio, è il nostro ambasciatore migliore. L'abbiamo detto l'altra volta con Circello, te lo ricordi? Sì. Il vino a tavola è quello che ti dà nel bere e che ti coniuga il piatto fino in fondo, no? Mangi, vai in un posto, ti aspetti un prodotto e poi c'è il vino che ti racconta ancora una storia diversa di quel territorio. È fondamentale, un'esperienza secondo me di inestimabile valore. Quindi insomma tante emozioni, devo dire la verità, anche se girare tanti amici ritrovati nel tempo. Abbiamo trovato anche il nostro, se chi se lo ricorda, il nostro Vadis Paesanti, te lo ricordi Antonino? Il nostro bungolaro di quel Delta del Po, tra parentesi, sempre in difficoltà, però era lì con cooperativa a portare la propria testimonianza, a portare le ostriche del Delta del Po, perché poi era anche uno scambio, no? Perché poi il vino è qualcosa che accompagna il pasto, quindi era accanto al Vinitaly, a parte i liquori, a parte altri, diciamo, dalla grappa, non so, superalcolici, vini liquorosi, però c'era anche tutto il tema di quello che si può mangiare, no? I prodotti, quindi è, diciamo, un promotore del Made in Italy, delle nostre regioni. Quindi c'era Vadis con le ostriche, insomma, come sono venuti ad esempio gli ostricoltori al nostro stand a parlare delle ostriche di La Spezia, che naturalmente è vicino alle Cinque Terre. Molto bene. Allora Lorenzo, io ti faccio intanto i miei complimenti, perché insomma diciamo che tu ti fai un mazzo tanto così, non lo dico per piaggeria, ma perché voglio dire, noi ci sentiamo anche fuori da questa trasmissione e abbiamo diciamo possibilità di confrontarci su tante cose. L'altra cosa che ti dico, insomma, buon viaggio, buon rientro, e poi venerdì tireremo un po' le somme di questo Vinitaly. Assolutamente, venerdì faremo una puntata, magari parleremo anche del vino, diciamo, premiato, se ne voglia, parleremo di questo premio che è arrivato ora. Ne sono anche abbastanza orgoglioso, perché è proprio di una cantina delle Cinque Terre, all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, quindi ne potremo parlare anche in radio. E poi, insomma, sono sempre tanti gli argomenti, e potremo anche parlare, ma se hai avuto Carlo Cambi, che insomma l'imminenza, insomma sicuramente avrete parlato anche delle minacce
che gravano sul vino, e devo dire che è stato anche un po' il tema di questo Vinitaly, con questo bottiglione gigante. Non so se è stato commentato in maniera sarcastica, però c'è questo bottiglione gigante che vuole un po' rimettere i puntini su i i, anche perché siamo in un momento in cui rischiamo veramente che il vino, la storia che c'è dietro, la storia delle nostre cantine, venga banalizzata come fosse altri prodotti cancerogeni, e non possiamo permettercelo. Bisogna bere responsabilmente, bisogna inserire il vino nella nostra dieta in maniera giusta, non bisogna esagerare, non bisogna straffare, non invogliamo la gente a bere o abusare dell'alcol, però non possiamo neanche permettere che venga criminalizzato, perché poi rischiamo veramente di banalizzare a favore di chi? A favore forse di qualcuno che gli piace i prodotti in sintesi, che gli piace la roba industriale facile da replicare in tutte le parti del mondo. Il bello del nostro vino, la cosa che ci entusiasma, è che ogni goccia del nostro vino racconta la storia di una persona, di quel territorio, ma anche di quella cantina, di quella famiglia, o di un metodo, di una scoperta, di una rinascita, di un'innovazione, ma c'è dietro sempre una storia di persone, e questo è qualcosa che le grandi industrie e i grandi gruppi non possono riproporti. Quindi è anche una battaglia, secondo me, di valori. Non vorrei esagerare, ma te la butto così stasera, anche un po' dopo il Vinitaly. Al prossimo venerdì va bene così. Ci vedremo. Vai, ciao a tutti. Ciao, 10 secondi di pausa e facciamo una cosa velocissima col senatore Claudio Borghi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Facciamo questo accrocco con il telefono, perché stasera il telefono non ci ha aiutato col senatore Borghi, ma abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, quindi facciamo proprio una scuola di magia velocissima. Buonasera senatore. Buonasera, qui evidentemente in uno di quei posti tipici di Roma, con i muri spessi e così via, non mi chiamavo. Scatta sempre la segreteria, infatti. Ma pensa a te, e oltretutto come potete immaginare, no? Sono giorni un pochettino così, io lì che stavo scrivendo con mezzo mondo, manco mi ero reso conto che l'ora passava. Non c'è problema. Senatore, allora, qual è il trucco di stasera? Ma qui il trucco che bisogna rimboccarsi le maniche e provare a fare è quello di non fare pazzie, cioè bisogna stare attenti. Qui, come ben vedete, mi sembra che un po' di gente sta perdendo la testa. E a tutti i livelli in tutto il mondo, e secondo me noi dobbiamo stare molto molto attenti a non fare sciocchezze. Il punto che cos'è? Che qui abbiamo il leader della più grande nazione del mondo, vale a dire gli Stati Uniti, quantomeno la più potente nazione del mondo, che ha dei metodi che sono incomprensibili per larga parte dell'universo, no? Come sistema di comunicazione. Però io, come ho sempre detto dall'inizio della sua elezione, non è che possiamo dipingerci il Trump che ci piace, è così. Ma mi sembra anche assurdo pensare di scoprirlo adesso che sia così. Cioè, non so se vi ricordate, ma non era mica la prima volta che si era disegnato vestito da papa. È vero, durante il conclave l'ha fatto. Ma appunto, no? E così via. Adesso uno prende e si stupisce, no? su come la prende. Cioè, è così, ma non è che possiamo dire. Io ogni tanto, guarda, veramente, quando sento gente tipo Bonelli, così, ma qualcuno dovrebbe dirglielo. Ma sì, ma qualcuno dovrebbe dirglielo, voglio vedere. Uno come Trump va lì, Bonelli, no? E gli dice, sì. Ah no, Trump, tu aspetta un po', dovresti comportarti in modo diverso. Ma non funziona così. Il punto è che ovviamente noi in quanto paese sovrano dobbiamo essere sovrano nei confronti di tutti, no? E quindi
è che ti puoi prendere intimidazioni da chi che sia. No. Il stesso discorso ovviamente per quello che riguarda l'atteggiamento con la Chiesa, poi non può pensarla assolutamente come vuole. Io, come tutti sanno, sono cattolico, no? E quindi penso che il Papa debba fare il Papa e che non ci sia spazio per un ruolo politico attivo, specialmente in scenari di guerra. Mi rendo conto che a un certo punto può sembrare strano che di fronte a degli attacchi a una repubblica islamista, secondo chi la vede in un modo un pochettino passatello, ecco, mi verrebbe da dire, qualche centinaio d'anni, dovrebbe essere contento, no? Direi un migliaio, probabilmente sì. Adesso non mi ricordo esattamente gli anni della prima crociata, ma oltretutto poi figurati, prima crociata andavi a prendere Israele, non andavi a prendere la Persia, ecco, non so come dire, però diciamo che di fronte al nemico persiano uno dovrebbe esultare, no? e essere contento, ma sono passati un pochettino di anni e oltretutto mi verrebbe da dire, sono della stessa nazione, sentitevi, no? Decisamente. In un mondo normale, no, dovrebbe essere che, insomma, proprio oltretutto approfittando del fatto che sono tutti e due americani, secondo me un numero di telefono ce l'hanno reciproco, ecco, non vorrei dire, cioè, in un modo o nell'altro posso pensare di arrivarci persino io al Papa, figurati se non ci può arrivare lui. Eppure evidentemente uno le dà troppo per scontate le cose e quindi il risultato è che ci sono delle cose che, specialmente per una cultura come quella italiana, non sono accettabili, no? Facilmente, cioè non è che dici sì, è bravo, è fatto bene a cantargliene 4 al Papa, deve fare la jihad pure lui, no, va bene. Dall'altra parte però mi permetto da dire, come uomo di Stato, non posso pensare che perché i modi sono inaccettabili tutto il messaggio sia da buttare via. Cioè, Trump sta dicendo una cosa che per certi versi in alcune parti non posso non condividere. Cioè, che questo governo sia stato un po' debole su alcuni punti, io l'ho sempre pensato. Cioè, non puoi pensare di andare o di essere così, diciamo, in pace, fra virgolette, dato che parliamo di pace e guerra con l'Unione Europea, e pensare di portare a casa i risultati che la gente si aspetta. Cioè, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo con la questione del patto di stabilità. Se noi diciamo una cosa che dovrebbe essere strapalese, cioè vale a dire che un aiuto alle imprese va dato prima che l'impresa chiuda. No, perché cosa ti dice l'Unione Europea? Ti dice no, la crisi non è abbastanza grave. Quindi, essendo che la crisi non è abbastanza grave, io non posso prendere e dire che si può dare l'ok al patto di stabilità. Stai praticamente dicendo che tu devi aspettare che l'impresa fallisca e allora a quel punto, se l'impresa fallisce, allora io ti posso dare gli aiuti. Questo tipo di atteggiamento non va bene. E per cosa c'entra Trump con questo? Beh, c'entra, perché se tu già da subito sai più o meno come ragiona il personaggio, quanto tempo è che gli abbiamo detto o che abbiamo provato a suggerire invano che questo tipo di atteggiamento della persona Trump così particolare poteva essere sfruttato a nostro vantaggio? Quante volte abbiamo detto che ci volevano le trattative bilaterali sui dazi? Certo. Cioè, adesso io non è che, hai capito, non è che voglio dire te l'ho detto, non te l'ho detto e cose di questo tipo.
rimango semplicemente a quello che gli abbiamo sempre detto, sapendo che lui è così. E uno poi, dopo che lui è così, uno ce lo metta come vuole, cioè non voglio star lì a mettere le definizioni, però diciamo, non so, sensibile alle adulazioni, non lo so, faccio questo giro di parole. Vanitoso? Oppure manicheo, che divide il mondo in amici nemici, cioè una cosa così è comprensibile senza offendere nessuno. Ecco, se le cose sono così, e quindi stiamo parlando di una persona che ha queste caratteristiche, il suggerimento che noi davamo al presidente Meloni, vale a dire, vada a fare le trattative bilaterali. Nel momento stesso in cui, andando a fare le trattative bilaterali, lui avrebbe pensato, perché sono sicuro che avrebbe pensato, ecco, vedi, gli italiani e la Meloni sono dalla mia parte, no? Sì. E quindi tariffe zero per l'Italia. Sì. A quel punto le nostre imprese e i nostri cittadini avrebbero avuto sicuramente quella famosa opportunità o quel vantaggio derivante dai dazi che sarebbero stati applicati in modo asimmetrico. Certo, però non l'abbiamo voluto fare perché sennò si offende l'Unione Europea. Perché l'Unione Europea non potrebbe tollerare che noi andiamo a dazi zero, mentre invece loro ce li hanno a dazi differenti. Ho capito, ma allora, e poi andiamo sempre lì, no? Cioè, cosa facciamo? Allora, dato che l'Unione Europea e dato che parte della maggioranza, specialmente, segnatamente quella che fa riferimento a Fratelli d'Italia, pensa che già facciamo poco perché secondo loro dovremmo andare direttamente noi a fare la guerra con la Russia. Ma se tu pensi che allora noi dobbiamo andare totalmente contro la Russia, quindi le idee che anche personaggi assolutamente, diciamo, non riconducibili alla Lega stanno dicendo, no, in merito al gas russo, perché abbiamo visto Descalzi Deleni non è un leghista, e oltretutto sa anche di cosa sta parlando. Appunto, non è un passante che passa in là e dice prendiamoci il gas russo. Cioè, è un signore sulla poltrona di Enrico Mattei. Cioè, no, scusa Antonino, no, stiamo parlando di uno che guida la nostra più grande azienda energetica, stiamo parlando di uno che oltretutto è lì non è stato nominato da noi così, è lì, è stato sempre confermato per la sua capacità e la sua abilità da tutti i governi di tutti i colori, no? Per cui questo proprio ancora a togliere ancora di più il dubbio, no? Che fosse un leghista infilato lì per non si sa quale motivo. E ti sta dicendo che effettivamente bisogna pensare, quando lo fa l'ANCE, non so come oggi, cioè l'associazione dei costruttori, non sono mai stati particolarmente teneri con noi, e quindi cioè, non credo proprio che possa essere sospettato di leghismo o similari. Ma è evidente che nel momento stesso in cui però tu dici ma no, perché aspettiamo solo se c'è l'ok dell'Unione Europea, perché se no altrimenti e così via, ci mettiamo oggettivamente in una posizione difficile, e il risultato è che se tu pensi che la cosa non va bene perché bisogna il nemico è la Russia, a quel punto ti devi prendere gli Stati Uniti come ti vengono. Certo. Senatore, ma non so come dire, non fa una piega, non fa una piega. Senatore, però tutto sommato, ma noi un cacciamine a Trump non glielo potevamo mandare a Hormuz? Ma secondo me facciamo prima mandargli un cacciamine che tante altre cose, cioè, perché in ogni caso non stiamo parlando di una cosa offensiva, stiamo parlando di una nave che ripulisce un traffico da cose esplosive, però anche di queste robe qua non se ne parla, non se ne fa niente, passano tutti oltre il Parlamento. Poi certo è ovvio che
anche in questo caso non sono decisioni da prendere così tanto a cuor leggero, perché la volta che poi dall'Iran parte un missile contro il nostro cacciamine e viene fuori, cioè, capisci che viene fuori un casino. Sì, certo. Cioè, quindi non vorrei dare l'impressione che se ne parli come una chiacchiera da bar. Sono decisioni importanti, però dal mio punto di vista in questo momento bisognerebbe mettere in chiaro che la priorità per le nostre famiglie, le nostre imprese è quella di rimanere vivi, per cui noi dobbiamo fare quello che serve per riuscire a tenere tutto in sesto. Prendere e per quanto possibile andare a ricucire velocemente con gli Stati Uniti, riaprire il gas russo. E questo mi sembra l'unica cosa che mi viene in mente come posizione seria governativa. Però tante volte, sai, quante volte sono i consigli dato e che in un modo o nell'altro non sono andati. Un po' tante. E non è che puoi fare neanche tanto del resto, perché cioè, capito, no? Perché allora uno dice, vabbè, allora se non vi ascoltano, mandateli a quel paese. Non li puoi mandare a quel paese, gli alleati, a cuor leggero, perché si rischia di fare pure peggio. Capito? Non ci sono delle soluzioni così ovvie, cioè tu devi cercare per quanto possibile di portare avanti delle idee che possano essere utili per tutti senza arrivare alle rotture o così di questo tipo, perché ovviamente dalla rottura che cosa ne viene fuori? Cioè, ne viene fuori un potenziale disastro. E comunque incidentalmente, dato che insomma vale la pena di parlare anche della questione ungherese, no? Perché qualche genio, no, dice, avete visto che sovranismo. No, ma allora è tutto l'opposto, cioè in realtà gli ungheresi hanno eletto hanno paradossalmente fatto quello che ai loro occhi poteva essere il meglio dell'interesse nazionale. Cioè loro hanno detto, vabbè, ma noi la politica che fa Orban ci va bene. Non ci va bene che a causa della sua posizione molto intransigente nell'Unione Europea, questi non ci pagano. E ragazzi, sono tanti miliardi ovviamente, perché Sì. se noi parliamo di decine di miliardi che sono stati bloccati dall'Unione Europea che spetterebbero all'Ungheria, altro soldi nostri. Significa che per un paese non grandissimo come l'Ungheria, cioè 10 miliardi, 20 miliardi sarebbero tanti anche per noi. No? Sì. Ma l'Ungheria è un paese molto più piccolo rispetto all'Italia. Sono meno di 10 milioni di abitanti. Come se a noi tenessero dietro 100 miliardi. Certo. No? Cioè, capisci che a un certo punto uno dice, senti, ma se io ne ho uno che è di destra anche lui, è lo stesso severissimo, quantomeno dice che sarà così, no? Contro l'immigrazione e così di questo tipo, ma che mi fa avere 100 miliardi di qualcun altro, peraltro nostri anche, ma perché no? Quindi la posizione di Orban che lo faceva, che aveva tenuto la sua posizione contro l'Unione Europea, contro anche il suo interesse, è la posizione di un galantuomo con la schiena dritta, di uno che ha avuto il coraggio di dire no, guarda, io non mi piego per avere la pappa nella ciotola, no? E io lo comprendo e lo stimo e lo stimerò sempre, quindi per me Orban è stato assolutamente un grande, ma dall'altra parte, ma noi siamo dal opposto, cioè noi siamo da quelli che invece i soldi nella ciotola lo mettono. Non si capisce perché noi dobbiamo avere una posizione sottomessa a fronte della nostra posizione di Stato pagatore. Senatore, io devo chiudere perché il tempo purtroppo è scaduto, però con questa domanda noi ci lasciamo e ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie, mi spiace per come si chiama l'equivoco. Non si preoccupi. Nel posto dove sono il telefono normale non prende e infatti siamo riusciti a metterci in collegamento soltanto
grazie alla rete internet e WhatsApp. Grazie ancora, senatore, grazie. Grazie Antonino, arrivederci. Allora, sigla, ci salutiamo con gli alunni del Sole, l'Aquilone del 1973, appuntamento domani 18:15 trattabili e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento.